Presidente, ci può dare un aggiornamento in questo momento? Siamo con una brutta notizia di 33 contagiati, la bella notizia, perché bisogna sempre vedere anche la bottiglia mezza piena, è rappresentata dal fatto che i contagi comunque continuano ad essere nelle zone ristrette e quindi abbiamo i 3 cluster, quello del Padovano di Vo, quello di Miradolo e ovviamente Venezia città storica con 4 contagiati. Il nuovo contagiato è di Dolo, di Vo o di Venezia Centro Storico? Abbiamo un nuovo contagiato su Venezia Centro Storico oggi e un contagio in aumento ovviamente anche a Vo. E stiamo parlando ovviamente di tipologie di pazienti diverse, dalla terapia intensiva al paziente asintomatico che non ha nessun sintomo, è solo positivo, molto probabilmente ha sviluppato gli anticorpi e non ha neanche avuto i sintomi, ma comunque fanno l'isolamento fiduciario. Allestimento di tende in vari ospedali della provincia di Venezia e di Padova. Ma non solo Venezia e Padova, un po' in tutto il Veneto, l'ho voluto io fin da subito, ricordo che siamo gli unici a avere i campi base con le tende riscaldate, 8 posti a tenda, 900 posti in totale, semplicemente per essere prudenti, perché se dovesse servirci una valvola di sfogo, diciamo, per tutte le attività ospedaliere abbiamo anche le tende d'appoggio. Domani ha convocato tutte le categorie economiche perché il coronavirus può creare anche dei problemi di carattere economico. Ma sì, in emergenza, nel senso che lo facciamo in emergenza, lo facciamo in questa sede operativa, magari non sarà la migliore, ma io da qui non mi sposto e quindi faremo una riunione semplicemente per dare degli aggiornamenti e raccogliere dei suggerimenti, perché poi nelle fasi operative si possono avere utili aggiornamenti anche dal mondo dell'impresa, dai sindacati, dai comuni, dalle province, da quello che è, e dopodiché vedremo di capire come ne usciremo da questa riunione, che è sostanzialmente una riunione informativa e operativa. Prima giornata di applicazione dell'ordinanza, come sta andando? Ma è come tutte le ordinanze, no? C'è chi cerca di dare una mano e chi invece cerca di complicare la vita. Allora, se vogliamo essere azzeccagarbugli, allora la soluzione era una sola, coprifuoco. Coprifuoco a me sembra esagerato onestamente. Adesso io penso che i cittadini sono della partita, sanno che la posta in gioco è la salute. Niente panico, siamo davanti a un virus che ha una bassa letalità, e dà guai nelle persone anziane magari con un quadro clinico complicato, però sappiamo che è un virus che sostanzialmente avrà in moltissimi casi un decorso tipo influenza. Pronto però a applicare una proroga se dovesse servire del provvedimento? Assolutamente sì, saranno anche impopolari, però quando c'è da decidere bisogna decidere. Prima per me viene la salute dei veneti, poi viene tutto il resto.